il mese che ha tenuto lontano le giocatrici dal parquet. Davvero un'ottima partita quella del capitano. Adesso vola in contropiede San Martino e realizza 2 punti con Pastrello, pazzeschi, come è capitato anche contro Bologna. Ora Premasunac se la gioca da sotto, movimento da parte ancora della squadra veneta, prova Premasunac in versione cost to cost e poi si butta dentro e mette a segno Mitchell, che può andare in 1 contro 1. Ancora Mitchell, Chagas cerca di tenerla, errore della Mitchell, poi si va a rimbalzo nel traffico Contro Bologna non abbiamo fatto canestro mai praticamente. Rimbalzo da parte di Nicolodi, extra possesso per le molisane, errore poi da sotto Parks, probabilmente vuole un blocco Chagas che arriva in questo momento, non c'è pick and roll e quindi si va 1 contro 1 con gran layup di Chagas. Tirare. Intanto grande rimbalzo da parte di Premasunac che se la andrà sicuramente a giocare 1 contro 1 e lì difesa ospite che prova a correre in contropiede, si arresta e tira ma sbaglia, anche se la scelta era giusta, poi va al rimbalzo e canestro di Mitchell, quindi altro rimbalzo offensivo e altro extra possesso. Parks sbaglia, altro rimbalzo offensivo di Gray e altro canestro, sotto canestro. Ora si riparte con il pallone giù per Kelly che trova in versione Speedy Gonzalez, che però non riesce a segnare, poi si butta e la palla la regala a Rashanda Gray. Ha troppi problemi fisici perché altrimenti sarebbe una giocatrice da utilizzare. Intanto palla persa per Campobasso e qui Mitchell 5 secondi, 4 secondi, Nicolodi si mette in proprio, poi va da Trimboli che effettua il tiro, gran canestro di Trimboli. Conferma il suo momento perché contro Bologna 5 su 5 da 3 è davvero una prestazione ottima. Nel frattempo tiro da 3 tutto solo per Kelly. Chagas riesce a passare anche sul blocco piazzato da Nicolodi che poi va da 3, 8 secondi, 7 secondi, ancora Kelly contro Gray, il fade away. Con questa penetrazione, lo scarico, il tiro da parte di Pilabere, 2 punti, brava Milazzo. E Chagas ancora giù per Premasunac che se la potrebbe giocare 1 contro 1, Premasunac da lì con Nicolodi per Trimboli che può sparare da 3, Milazzo subito per Kelly che rischia quasi l'infrazione di passi, poi tiro aperto e bomba di Mitchell. Adesso c'è il cambio difensivo con Nicolodi, palla giù per Pilabere che ne mette altri 2. Abituato a queste cose, speriamo che non sia anche stasera così. Intanto chi invece continua a martellare da sola, altro tiro sbagliato da Chagas, rimbalzone qui di Premasunac che ne mette a segno altri 2. Davvero la circolazione è stata degna del Sesca di Mosca. Nel frattempo qua canestro, ora Kelly prova a correre, arresto, tiro e canestro da parte di Milazzo. Staremo a vedere quello che succede. Qui Gray rischia di perdere il pallone, ancora Gray va di potenza, si porta via un'avversaria e alla fine di fronte lei è così, ha trovato un buon canestro. Speriamo che Campobasso si sblocchi, ma San Martino continua a martellare. Gray ancora per Togliani che va in mezzo alle botte e alla fine segna. Ora Russo prova a penetrare, qui Togliani prova a sporcarne il palleggio, altro tiro in sospensione. Prova a ragionare. Ora Kelly senza ritmo, gran canestro questo, non riesce più a segnare, non riesce più a giocare. Ora gran canestro da parte di Nicolodi, ha un tiro pulito, intanto qua palla rubata con il capitano Trimboli che va a fare canestro e subisce anche fallo. Pallone per Filippi, ancora Russo. Il tiro da 3 da parte di Russo mi sembra buono, è così. 5,56 e intanto altra palla persa. E ora il layup comodo da parte di Kelly. Campobasso dovrebbe correre, magari cercare la penetrazione. Vediamo Parks da 3 e la mette! Milazzo subito per Kelly. Kelly va nel pitturato, il tiro, gran canestro. Poi va da Togliani, ancora giù per Gray. 7 secondi, 5, Gray, canestro. Poi va da Kelly che va in penetrazione, lo scarico, il tiro aperto e il canestro da parte di Pilabere. Al palleggio Nicolodi regala il pallone a San Martino che adesso può correre con altro tiro aperto e altro canestro da parte di Mitchell. 1 minuto e 31, ci vorrebbe davvero un miracolo per la Magnolia. Ora Gray di pura potenza ne mette a segno 2. Ora Gray con il pallone tra le mani, palla giù per Parks. Parks adesso se la deve vedere sotto canestro, riesce di Lupari, anche se adesso Parks va al tiro da 3, sbaglia e Campobasso si prende una sconfitta che ci sta tutta contro San Martino che ha fatto la sua partita e l'ha giocata bene e l'ha vinta bene.